sulla gestione dei rifiuti. Io ringrazio i partecipanti, ringrazio i relatori che sono Vincenzo Genovese di Sinistra Ecologia e Libertà, che ha effettuato le osservazioni al piano regionale dei rifiuti. Poi abbiamo Oscar Mancini che è responsabile regionale del Sinistra Ecologia e Libertà per l'ambiente, e Luca De Marco che è il coordinatore provinciale di Selle, nonché è stato anche consigliere provinciale, sono Luigi Amendola, attuale consigliere provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà. Abbiamo invitato anche Giorgio Massimi che sta qui e poi parlerà su questo tema del comitato contro l'incenerimento della commissione. Allora, l'idea di fare questo convegno qui a Mogliano era nato anche soprattutto in merito al problema sia dell'inceneritore che anche al problema che abbiamo in città sulla discarica, che è ex discarica di Zermanne, che noi abbiamo fatto come Sinistra Ecologia e Libertà, che abbiamo chiesto all'assessore di cercare di risolvere il problema di una discarica che, non so se molti voi sapete, è una discarica ormai in disuso. È una discarica di rifiuti urbani che è stata progettata male, e quindi abbiamo chiesto all'assessore di risolvere un problema insieme a chi gestiva i rifiuti, un problema molto serio che è quello del percolato, nel senso che ogni volta che ci sono delle abbondanti piogge, qui c'è Francesco che è di Zermanne, si produce una quantità enorme di percolato. Per chi non sapesse, il percolato è quel liquido oleoso, puzzolente, che di fatto è anche abbastanza tossico sia per il territorio che per l'ambiente. Abbiamo chiesto anche quindi all'ARPAV di effettuare delle analisi sia anche delle falde acquifere, perché le vecchie analisi si riferivano a degli anni precedenti. L'ARPAV da questo punto di vista sta ancora dando una risposta, perché il territorio ha bisogno, il territorio di Mogliano ha bisogno di conoscere se quella parte dove vivono quei cittadini ci sta un problema per le falde acquifere. Quindi da parte nostra abbiamo innanzitutto chiesto che a settembre venga istituita una commissione ad hoc su tutte le discariche post mortem, discariche a livello provinciale, perché di fatto abbiamo delle discariche di rifiuti non speciali, quindi rifiuti domestici, che di fatto non si sa alla fine la loro gestione, se sono in situazioni di difficoltà, come in questo caso nessuno di fatto può metterci in mano. Altro problema è che qui ci sono anche dei compagni o amici di Casale, è il problema della famosa discarica. Pure lì siamo arrivati quasi a una cosa abbastanza ridicola. Noi già, come sapete o come se non sapete, vi dico, cioè la provincia di fatto, fin quando adesso non è stato istituito il piano regionale, determinava un parere sulla necessità, sull'indispensabilità, termine tecnico, della presenza o no di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali e non. Una di queste era la famosa discarica di Casale, che molti avete sentito sui giornali. Di fatto già all'inizio l'ARPA aveva detto che di quella discarica non c'era assolutamente bisogno, perché la quantità di rifiuti prodotti nel nostro territorio è abbondantemente coperta già dal trattamento e allo smaltimento delle discariche già presenti. Sono andati avanti anche contro il parere che era stato espresso da parte della provincia, sono andati addirittura in regione, che ha iniziato con la procedura praticamente di iniziare la costruzione di questa discarica. La provincia di fatto si sta addirittura vuole fare ricorso al TAR rispetto a questa decisione presa. Il comune di Casale giustamente ha detto: io quella discarica non la voglio perché non è assolutamente utile. Di fatto c'è sempre dietro il problema famoso: i rifiuti sono qualcosa che dal punto di vista di vendita sono un tema molto prezioso nella gestione dei rifiuti. Un altro problema che stiamo cercando, che abbiamo affrontato a livello provinciale, c'è un problema soprattutto anche qui a Mogliano, anche se il nostro sindaco si pavoneggia con le sue belle foto. Noi abbiamo una percentuale di raccolta differenziata che è del 70,7%.
Considerate che il comune più vicino, Preganzione, ha preso il premio comune di ciclone andando superando quasi l'80%. Noi in questo periodo stiamo raccogliendo la proposta che avete visto, questa proposta di legge rifiuti zero. Perché? Perché secondo noi, e sarà anche il nostro modo di porci all'interno della città, al di là di giustamente cercare di sensibilizzare sull'attività di riciclo, ma di fatto da parte nostra c'è un discorso di diminuire la quantità di rifiuti, quindi cercare innanzitutto il riutilizzo e il riuso di ciò che tu hai, e quindi di fatto tendenzialmente devi andare a ridurre il rifiuto che produci, perché c'è una cosa che molti sanno, non sanno, in ogni caso la stessa crisi sta producendo una diminuzione del quantitativo dei rifiuti, perché purtroppo la gente spende di meno anche per comprare ciò che si mangia, tende a ridurre proprio le spese e si consuma meno rifiuto. Quindi il senso della legge è cercare innanzitutto il riutilizzo e il riuso delle cose che noi abbiamo. Io ho partecipato a una cosa molto importante, molto interessante a Marcon, che prima che è stata fatta questa piano regionale, hanno fatto un percorso partecipato dai cittadini dove si potevano fare delle osservazioni in merito al piano regionale sui rifiuti che si stava adottando. E innanzitutto si è iniziati a cercare di capire, come dicevo prima, cosa è un rifiuto, quindi come si possono utilizzare le bottiglie di vetro, dei modi che c'era un docente venuto non mi ricordo, mi sembra da Milano, che ha spiegato dei modi molto semplici per determinare una diminuzione quindi della produzione dei rifiuti. Quindi, come dico, Sinistra Ecologia e Libertà da sempre ha una sensibilità particolare su questi temi. Noi stiamo cercando di portare avanti a tutti i livelli questa cosa che ce l'abbiamo nel sangue di fatto. Non peraltro, dopo ci saranno i vari interventi, abbiamo fatto delle osservazioni a questo piano regionale, osservazioni che voi sono state distribuite molto profonde, quindi andiamo a toccare proprio, come dire, una serie di problematiche che ce l'abbiamo nel nostro DNA, e per questo noi abbiamo organizzato stasera questo convegno che mi auguro che sia anche un dibattito, perché abbiamo degli esperti, io sono un amministratore ma ci sono degli esperti sul problema dei rifiuti ben più importanti di me, che possono anche dare delle risposte pronte a determinati qualunque tipo di quesito che ci può essere in merito al tema. Io adesso volevo invitare Giorgio Massimi del Comitato contro gli inceneritori di Bonissiolo per dare un suo saluto e un suo contributo alla serata. Grazie. Buonasera a tutti, io sono qui semplicemente per testimoniare un percorso che è stato portato a compimento grazie anche all'aiuto di molti dei presenti che vedo in sala. Vedo che c'è Stefano, ciao, vedo che adesso Marco si è allontanato, era uno dei vari depositori che hanno trasformato l'orientamento della provincia, direi, che poi dopo si è messa al nostro fianco per impostare un'attività di vero contrasto a quello che era l'inceneritore. Io comunque non vorrei togliere tempo a questi signori relatori, perché io dopo tutto non sono un esperto politico, non sono uno scienziato, sono un semplice cittadino che al massimo può dire qualcosa circa la sua esperienza personale, che ritengo sia da subordinare alle relazioni dei presenti relatori, e che andrò ad ascoltare volentieri prendendo accuratamente nota per allargare il mio campo conoscitivo. Quindi eventualmente, se rimarrà un piccolo spazio, sarò costretto a fare un intervento, ma di controvoglia, perché non sono un relatore di mestiere. Quindi ringrazio della serata nel frattempo questi signori relatori, e mi accomodo in zona pubblico.
No, stare per fare grazie. Ringraziamo Giorgio, che sono convinto che la sensibilità, cioè l'intervento che ha fatto si vede proprio una persona sensibile al problema che ci tiene a portare avanti questo problema che secondo noi dell'inceneritore abolitione è sentitissimo dalla popolazione, quindi da parte nostra, come ha ricordato già il mio ex collega Luca De Marco, che da tempo c'è sempre insieme a Stefano, sono battuti su questo problema. Da parte mia logicamente massima sensibilità e ringrazio Giorgio perché so di poter contare insomma sul tuo valido contributo, perché queste situazioni secondo me alla fine sono situazioni molto importanti che vedremo dopo. Però la parola di Vincenzo che ha fatto delle osservazioni molto profonde sul piano regionale di fatto su questo problema degli inceneritori, non solo qua ma in K2, che insomma è una cosa da ascoltare con molta attenzione. Do la parola, grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio innanzitutto per questa iniziativa, perché c'è la possibilità di entrare nel merito su una questione che tocca a tutti i cittadini ed è un tema molto sentito, che è proprio quello dei rifiuti. Noi come Sinistra Ecologia e Libertà, valutando il piano regionale dei rifiuti, abbiamo visto che c'era appunto questa opportunità di entrare nel merito, quantomeno di far conoscere le nostre proposte alternative attraverso la possibilità dell'osservazione che è data dalla legge. Nella sostanza il piano era stato adottato dalla giunta regionale e c'è stato poi dopo il periodo per poter presentare le osservazioni, che sono scadute il 21 maggio, 60 giorni, perché era stato il 23 marzo l'adozione da parte della regione. Ecco, guardate bene che il piano regionale precedente era ancora del 2004, quindi era un piano già di per sé datato, e che quindi c'era la necessità da parte della regione di dover rivedere, di dover riadeguare il piano regionale sia per un adempimento anche legislativo in rapporto al codice dell'ambiente, che era stato approvato ancora nel 2006 e che aveva poi dopo si è modificato anche successivamente. Però il codice dell'ambiente, proprio il titolo quarto, fa riferimento proprio ai rifiuti e sulla necessità di riadeguare poi dopo i piani regionali, non solo i piani regionali, ma anche i piani provinciali, per quanto riguarda la pianificazione per la gestione dei rifiuti. Quindi questa era la prima, obbligo che già c'era da alcuni anni e che la regione non aveva realizzato. Un'altra questione che ha un po', tra virgolette, accelerato i tempi è stato che nel dicembre dell'anno scorso la Regione, con la legge regionale finanziaria, aveva inserito nell'articolo 6 la possibilità, siccome c'erano state delle spinte sulla questione degli inceneritori, quindi di bloccarli, no? O quantomeno di rivedere la politica degli inceneritori, c'era stato attraverso questa legge regionale 52 del dicembre dell'anno scorso, l'articolo 6 che dava la moratoria per quanto riguardava il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di incenerimento, sia per gli impianti che tendevano a essere ristrutturati, sia per quanto riguarda l'autorizzazione per i nuovi impianti. Quindi una moratoria in attesa del piano regionale. Questo era stato detto, quindi nella sostanza si sono trovati proprio un obbligo
un obbligo di dover rivedere il piano regionale dei rifiuti, anche perché c'erano le attese per quanto riguardava il rilascio di autorizzazione per nuovi inceneritori, in special modo per l'inceneritore di Verona, si conosce come l'inceneritore di Cadegue, un inceneritore che sostanzialmente si dice che viene ristrutturato, ma che nella sostanza si tratta di un nuovo impianto, quindi di un nuovo impianto, un impianto di inceneritore per 150 mila tonnellate annue da incenerire a Verona, ripristinando sostanzialmente il vecchio impianto. Quindi il piano doveva servire per poter sciogliere questa moratoria che era stata fatta nel dicembre del 2012. Quindi ecco, questo è il modo sempre quello di concepire da parte della Regione, quello di pianificare. E di pianificare nella sostanza interessa sostanzialmente poco. Il problema a pianificare è quello di risolvere dei problemi che vengono posti nell'immediato, come questo del rilascio dell'autorizzazione per quanto riguarda, quindi lasciare la via libera per l'inceneritore di Verona, che tra l'altro il bando di gara prevedeva una quantità ben maggiore rispetto a 150.000, che è stata poi ridotto anche attraverso il piano. Quindi è con questa, diciamo, idea di pianificazione, quindi non c'è di supporto, la volontà di capire come e in che modo si è modificato anche per i cittadini, no? Il modo della gestione dei rifiuti, quale evoluzione c'è stata in questi ultimi anni, e quindi di andare a proiettare scenari futuri tenendo conto di tutta una serie di considerazioni, in primis la questione della maggiore raccolta differenziata che si sta registrando in modo abbastanza diffuso in tutto il Veneto, una questione di diminuzione della quantità di rifiuti, proprio come ricordava prima anche Mendola, che non è solo quella questione contingente della crisi economica. Noi siamo anche perché tanti cittadini sono molto più attenti rispetto a prima, sono molto più attenti nella raccolta differenziata, ma sono anche accorti anche nell'acquistare, tanto per dare un'idea, diciamo, prodotti per produrre meno rifiuti. Quindi abbiamo anche queste conseguenze, no, diciamo, positive. Quindi la crisi, diciamo, economica, che comporta anche la riduzione dei rifiuti, non va vista come una calamità. Ma noi pensiamo, l'abbiamo detto nel documento che abbiamo presentato come sede in Regione per l'osservazione, diciamo che questa è anche un'opportunità. Se c'è questa evoluzione della riduzione anche della quantità di rifiuti, questo è un elemento positivo che ci può portare anche a quello che noi sosteniamo, che adesso sosteniamo anche attraverso la raccolta delle firme, quello di arrivare verso i rifiuti zero, no? Perché questa è la proiezione. Sembra una cosa utopistica, una cosa di dire ma è una fantasia, ma nella realtà ci sono comuni, no? Non solo i cosiddetti comuni di cicloni, ma comuni che insieme stanno proprio, dopo aver adottato, diciamo, la strategia dei rifiuti zero, stanno praticando. Questi comuni oramai sono, credo, se non ricordo male, vado un po' a memoria, sono su 120, circa 120 comuni in Italia, compreso addirittura il comune di Napoli, badate bene, no, che noi conosciamo bene, l'abbiamo sempre additato, e giustamente, voglio dire, con quello che è successo dei rifiuti a Napoli. Bene, questi comuni, che fa capo al comune di Capannori, che è un comune vicino a Lucca, un comune di 40.000 abitanti, che è il comune capofila. Comune capofila che ha raggiunto già la raccolta differenziata una percentuale dell'85%, ma che si sta proiettando verso, diciamo, arrivare proprio ai rifiuti
zero, no? Badate bene, io faccio sempre riferimento al Comune di Capanna, perché è giusto fare riferimento al Comune di Capanna, perché sia l'ex assessore all'ambiente Ciacci, no? Sia il responsabile del comitato scientifico verso i rifiuti zero hanno avuto dei premi per il loro impegno. Allora, uno è stato considerato come l'uomo, diciamo, per la tutela dell'ambiente dell'anno dell'assessore Ciacci. L'altro, Ercolini, del comitato scientifico, addirittura ha ricevuto il premio Nobel per la sostenibilità ambientale ed è stato ricevuto da Obama ed è stato premiato, tant'è è stato anche bravissimo rispetto anche alle risorse che ha avuto, credo $150.000, proprio le ha versate direttamente proprio nell'organizzazione diciamo di questo comitato scientifico e non solo, di tutta l'organizzazione che tende ad andare verso i rifiuti zero. Quindi se queste sono le strategie, che ci sono degli esempi concreti, no? Che sta andando avanti comune, che si sta allargando sempre di più, noi subito abbiamo pensato le osservazioni devono porsi nel senso di verificare se il piano va in questa direzione, se gli scenari che sono stati proposti per il 2020, perché questa è la proiezione del piano, dopo aver fatto una disamina sui dati del 2010 dello stato di fatto, sia sulla questione della quantità dei rifiuti solidi urbani, sia per quanto riguarda i rifiuti speciali, fa degli scenari proiettati dal 2010 a quello che dovrebbe essere nel 2020. Allora abbiamo detto, bene, noi andremo ad analizzare prevalentemente, al di là dei dati, che sono tantissimi, il piano è molto vasto, molto completo, diciamo, nell'analisi dello stato di fatto sulla quantità di rifiuti, sulle varie distribuzioni delle province, sulle percentuali raggiunte dalle varie province, dai vari comuni capoluoghi e via dicendo, no? Anche per il comune, anche per quanto riguarda, diciamo, la ricchezza dei dati per quanto riguarda i rifiuti speciali. Ma il problema di fondo è dire, bene, siamo d'accordo sulle analisi, sulla quantità, su quello che ci sta, su quello che è la situazione adesso, ma proiettato al 2020, qual è la proposta? Ed è su questo che noi abbiamo impostato le nostre osservazioni, le osservazioni di Sinistra Ecologia e Libertà, dicendo noi dobbiamo tendere a guardare al futuro. E guardare al futuro significa, primo, sulla questione cosa ci dice l'Europa. Bene, c'erano già una direttiva europea, quello che penso che conoscono in tanti, una direttiva europea che pone la questione delle priorità sulla gestione dei rifiuti, quella della prevenzione, quindi riduzione dei rifiuti, riciclo, riuso, no? Recupero come ultima opzione anche ai fini energetici. Così era, diciamo, le indicazioni da parte della comunità europea. Questo erano già inseriti nel sesto rapporto del programma ambiente europeo, ma questo è un piano, un programma ambiente che è scaduto nel luglio del 2012 e adesso la Commissione europea è proiettata per il settimo programma di azione ambientale. Non è ancora stato approvato definitivamente, ma ci sono già delle indicazioni precise, dei criteri di impostazione per quello che sarà la nuova direttiva che verrà emanata nel 2014. E ci sono degli elementi di novità. L'elemento di novità principale è, pur vero, noi manteniamo quella che è l'indicazione delle priorità che abbiamo detto, prevenzione, riciclo, recupero, ma badate bene, noi poniamo l'attenzione più che al recupero energetico, che aveva significato anche ovviamente di incenerire i rifiuti per produrre energia, che dopo è una cosa che
è tutta da verificare, Ecco, per produrre energia, adesso l'indicazione europea è quella di dire noi dobbiamo avere recupero di materia, quindi recuperare materie, non incenerire, perché noi consideriamo i rifiuti come una risorsa e in quanto tale non va sprecata, non va incenerita. Queste sono le nuove indicazioni che vengono dalla Commissione europea, dalla Comunità europea. Quindi abbiamo detto, bene, è pur vero che non è approvato definitivamente, ma l'indicazione, il percorso è questo. I criteri sono già stati indicati, sono già stati fatti